Il commercio in crisi, come uscire da questa situazione? Siamo all'Ascommercio di Treviso, lo chiediamo al presidente Federico Capraro. Presidente, cosa ha lasciato questo 2020 così particolare? Ma abbiamo concluso l'anno invitando tutti ad acquistare locale, acquistare sotto casa, ad acquistare nei quartieri, nelle città. Il crollo dei consumi è stato il crollo delle nostre città, il crollo delle nostre comunità e anche del nostro stile di vita, no? Della nostra socialità. È chiaro che l'impegno, la sinergia, la collaborazione, la solidarietà sono state le ragioni dei risultati che abbiamo ottenuto quest'anno, cioè insieme faccio un esempio, i Found, oltre 13 milioni di crediti garantiti nei confronti delle nostre imprese solo in 24 comuni del Trevigiano. Ecco, insieme siamo riusciti a ottenere grandi risultati. Cosa serve ora per le aziende per ripartire? Necessariamente quello che si diceva prima, amministrazioni locali insieme ad associazioni di categoria, insieme alle imprese. Si riparte insieme perché è troppo complesso e difficile gestire una situazione come questa da soli, a tutti i livelli, perché solo insieme si capiscono le reali necessità e questo lo si può fare quando c'è l'incontro tra le persone e quando c'è l'incontro tra le imprese e un'associazione che è impresa tra le imprese riesce a capire e interpretare questi interessi. Ecco, credo che sia l'unica strada questa per recuperare la situazione. Noi stiamo dando voce agli imprenditori, un grido forte anche nei confronti di coloro che non vengono chiaramente ascoltati. E per questo, per questa rappresentanza, per questa tutela, ma anche per quello che serve. Oggi assolutamente gli indennizi in percentuale ai cali di fatturato e da domani i tagli dei costi, i costi della burocrazia, il costo del lavoro, il costo del fisco. Da qui si può ripartire. E quali sono dunque le 3 parole chiave per il 2021? Beh, abbiamo dimostrato in quest'anno, grazie a un lavoro straordinario dei nostri collaboratori, per le nostre strutture, dei nostri imprenditori, per le nostre città, di essere resilienti. Credo che dovremo essere rigeneratori, cioè capaci di generare le condizioni per ricostruire il nostro paese, le nostre città, le nostre imprese e questo per farlo è necessario farlo insieme e quindi con fiducia, competenza e velocità. In questo momento di crisi le imprese si sono rivolte alle nuove tecnologie, alla digitalizzazione. Cosa può fare il commercio per aiutare quegli imprenditori che hanno poca dimestichezza con i nuovi strumenti? Un'impresa e in particolare un imprenditore oggi non deve rimanere solo. Deve venire in associazione perché qui c'è l'accompagnamento lungo questo percorso, che è un percorso verso nuovi servizi, nuovi modelli di business. Ecco, queste cose un'impresa e un imprenditore li trova in Confcommercio Treviso, li trova qui da noi, per una strada da fare insieme.